paura ma non mollo per le tante buone persone di quella città e del Veneto. Le parole del medico di origini camerunensi aggredito durante la visita fiscale a Chioggia. In Veneto arriva a 3 milioni di dosi somministrate, nuova spinta nella campagna vaccinale. Zaia annuncia corsia preferenziale per chi deve partecipare a un matrimonio e per gli over 60 che si immunizzano con Johnson & Johnson. Dopo quasi 8 mesi di chiusura riapre la sede di Ca' Noguera del Casinò di Venezia. Per il momento la storica sede di Ca' Vendramin sul Canal Grande aprirà per eventi a invito. È ripresa questa mattina, è ripreso il tour del camper vaccinale che riparte dal quartiere Pertini a Mestre con i volontari della protezione civile e del quartiere stesso. Presto un'ordinanza limiterà la vendita di alcolici a Jesolo per cercare di arginare gli episodi di violenza che hanno contraddistinto questo inizio di stagione. A breve sarà anche rafforzata la presenza delle forze dell'ordine. In una lettera agli abbonati, il garage San Marco di Piazzale Roma annuncia un aumento nei mesi estivi. Scoppia la polemica tra gli utenti. Successo della seconda edizione del Salone Nautico, la manifestazione si chiude totalizzando 30.000 visitatori e più di 60 convegni per fare il punto sul mondo della nautica internazionale, già fissata l'edizione 2022. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. E dunque parla ai nostri microfoni Nelson Yontu, il medico di origini camerunensi aggredito durante la visita fiscale che stava eseguendo per conto dell'INPS a un cittadino di Chioggia. Ho ancora paura ma non mollo per le tante buone persone di quella città e del Veneto, ha detto a Padova, città dove vive. Nella sede dell'INPS presente il presidente nazionale Tridico. Ho paura di ritornare lì perché quella situazione mi ha veramente scosso tanto. Mi sono ritrovato lì intrappolato e non sapevo come agire, per quel motivo, soprattutto adesso che penso all'accaduto, io ho paura di ritornare lì. Nonostante la solidarietà di cittadini, colleghi, sindacati, del sindaco di Padova, città dove risiede, e dei vertici regionali e nazionali dell'INPS, il dottor Yontu vive ancora la paura per l'aggressione subita a Chioggia da parte di un cittadino rientrato a casa in ritardo sull'orario di presenza obbligatoria per la visita fiscale. Non prova disprezzo per chi lo ha aggredito e invita tutti ad allargare la visione del problema. Non sono arrabbiato né con i cittadini italiani né con gli abitanti di Chioggia, semplicemente l'atto che è stato fatto da quella persona e difeso da quelli che erano vicino, che non hanno mosso un dito, è l'atto che va condannato. Quindi veramente spero che le persone buone che ci sono possano aiutare, sensibilizzare gli altri a capire che il medico non deve essere un bersaglio delle frustrazioni di pazienti, ma soprattutto una persona non dovrebbe neanche essere giudicata dal colore della pelle. Con l'occasione ha ribadito che come medico fiscale io non mollo, vado avanti e soprattutto anche per le persone buone che ci sono e che mi stanno anche sostenendo finora, per quello non mollo, vado avanti e spero veramente che cambi qualcosa. Lui sta andando lì a verificare che quel lavoratore non fosse un falso malato, a tutela della finanza pubblica. Porremo denuncia, faremo formare querela contro i fatti accaduti. Noi come istituto cercheremo di metterlo nella condizione di maggiore protezione possibile proprio per evitare che questo genere di episodi, è il secondo episodio nel giro di 2 mesi che lo interessa personalmente, non abbia a ripetersi ulteriormente in futuro. L'aggressore avrebbe detto di aver aggredito Yontu in preda alla disperazione in quanto invalido. Al suo posto poteva esserci un altro medico fiscale e avrebbe fatto la stessa cosa. Devono cambiare i rapporti umani, dottore, forse allora, in generale? Sì, bisogna abituarsi al diverso, bisogna essere umani, E c'è indignazione ma anche rabbia da parte del segretario dei medici di famiglia del Veneto. Quanto accaduto serva per educare la società, dice.
Non possiamo fermarci però alla forma, dobbiamo badare alla sostanza di quello che è accaduto e allora io credo che un approfondimento va fatto. Cogliamo questa occasione di questo evento così triste e che ha coinvolto tutti per fortuna per fare una riflessione con la comunità locale. Ecco, io come sindacato, come FIMG, come medici di medicina generale chiedo appunto di fare qualcosa di più rispetto soltanto a delle espressioni formali. Quanto accaduto va affrontato seriamente per evitare che episodi così non si ripetano. Lo pensa il segretario dei medici di famiglia del Veneto in relazione all'aggressione razzista subita a Chioggia dal medico dell'INPS, che per Scassola non deve essere considerato un caso isolato. Consideriamolo come un indice di pericolo, di alert, e affrontiamolo, analizziamolo e insieme cerchiamo di combattere. È una questione di giustizia e di democrazia. C'è stata una correità anche. Non è stato soltanto un individuo che ha creato questo tipo di situazione drammatica e penosa, è l'indice anche di una miseria che dobbiamo analizzare, una miseria sociale, culturale, di approccio al problema e di responsabilità. Quando una persona non si pone nemmeno il problema di ma cosa sto facendo? Ma sto arrivando in mutande, in bicicletta, ad incontrare un medico che mi sta cercando e invece di cercare di mitigare, addirittura lo aggredisco come se avesse violato la mia privacy, la mia intimità, siamo completamente fuori. I medici di famiglia accompagneranno con tutti gli strumenti di protezione giuridica che verranno concessi il loro collega per difendere la dignità e l'opera di ognuno, proponendo anche al Comune di Chioggia di cooperare per un'iniziativa pubblica a testimonianza dell'indignazione per quanto accaduto. E col nostro sondaggio di questa sera vi proponiamo una riflessione proprio partendo da questo episodio. Medico aggredito, siamo razzisti? Se pensate di sì, digitate lo 0422 1626 691. Se pensate invece di no, chiamate lo 0422 1626 690. Come sempre i vostri voti, le vostre opinioni verranno registrate e poi l'esito finale sarà dato nel corso di Ring questa sera in prima serata su Antenna 3. Veneto in zona bianca, dunque da oggi c'è una nuova spinta alla campagna vaccinale. In Veneto vaccini senza prenotazione per chi deve partecipare a un matrimonio e per gli over 60. Siccome qualcuno vorrà anche sposarsi, avrà delle celebrazioni, ci saranno una cresima, un battesimo, allora io dico questo: chi ha le partecipazioni avrà un canale preferenziale per vaccinarsi subito. Nel primo giorno di zona bianca la Regione dà un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale creando una corsia preferenziale per chi deve partecipare ad un matrimonio oppure ad un evento, sempre utilizzando il sistema della forzatura sul sito delle prenotazioni. Però dovete andarmi con le partecipazioni al centro vaccinale, che sono state fuori che tutti vanno al matrimonio. Seconda notizia riguarda gli over 60 che non sono ancora vaccinati. Tutti quelli che hanno più di 60 anni possono andare senza appuntamento, con accesso diretto in qualsiasi centro vaccinale e hanno diritto ad avere la vaccinazione con Johnson & Johnson, una dose sola. Ultima chiamata per una categoria ancora molto a rischio. Per i non vaccinati la Regione mette a disposizione le 70.000 dosi Johnson & Johnson arrivate, una dose, nessuna prenotazione. È straordinario perché abbiamo passato i 3 milioni di inoculazioni. Quindi grazie a tutte le donne e uomini della sanità, volontari, tutti quelli che lavorano nei famosi 60 centri vaccinali. Di questi 1 milione ha già completato il ciclo vaccinale e dopo Pfizer, è notizia di oggi, anche Moderna ha chiesto all'Agenzia Europea per i Medicinali EMA l'autorizzazione all'uso per gli adolescenti per il suo vaccino anti-Covid. Nel giorno in cui in Veneto si conta un unico decesso, il presidente Zaia continua a chiedere il rispetto delle poche semplici regole rimaste. Non è la festa della liberazione. Ci vuole prudenza. Distanziamento, mascherina, attenzione agli assembramenti. Adesso c'è sto tormentone nazionale. Quanto porteremo la mascherina? Io non dico più quanto. Quando servirà? A breve la Regione presenterà il nuovo piano di sanità pubblica. Non ci sarà un abbassamento della guardia con il contact tracing, promette Zaia. Anzi, oltre al personale sanitario e delle case di riposo, è allo studio un piano di tamponi a campione sulla popolazione. Non cagliamo la guardia con il contact tracing e con i tamponi. Se vi aspettate che la Regione metta via la macchina dei tamponi, vi sbagliate.
E intanto proseguono anche le riaperture dopo quasi 8 mesi. Causa pandemia è la volta della sede di Canoghera del Casinò di Venezia. I primi giocatori sono stati dei nostri affezionati e fedelissimi giocatori slot che erano fuori ad aspettare l'apertura già dalle 10 di mattina. Dopo quasi 8 mesi, la sede di Canoghera del Casinò di Venezia riapre al pubblico. Circa 600 dipendenti diretti, più altri 200 dell'indotto, pulizia, vigilanza, manutenzioni e quant'altro, possono tornare al lavoro in una struttura attrezzata di tutte le misure anticontagio. Abbiamo investito quasi 800.000 euro in presidi anti-Covid, dai plexiglass ai sanificatori, termoscanner, per cui abbiamo anche limitato la capienza di questa sede che in situazioni normali prevede un accesso simultaneo fino a 3.600 persone, oggi è limitata a 1.000. La ripresa del turismo intercontinentale sarà un po' più lenta, ma è una prospettiva che non preoccupa la casa da gioco veneziana in terraferma. A noi sulla sede di Canoghera abbiamo una clientela che chiamiamo di vicinato, per cui da Bologna a Brescia sicuramente riusciranno a raggiungerci. Esprimono soddisfazione anche i sindacati che da tempo rivendicavano con forza la sicurezza sanitaria del Casinò e ne chiedevano la riapertura. Sicuramente l'emergenza non è finita, però per un'azienda come la nostra riprendere a macinare lavoro è sicuramente fondamentale. Dopo la riapertura di Canoghera quello che chiediamo noi con forza è la riapertura anche della sede di Venezia, quantomeno durante il weekend, perché è una sede strategica per la città del centro storico e può dare dei risultati importanti all'azienda. Cavendramin per il momento aprirà con regolarità ogni mese per degli eventi VIP di gioco a invito, ma sono convinto che non appena la situazione sarà tornata alla normalità riaprirà anch'essa con una regolarità e con frequenza. E tornando al fronte vaccini, è ripreso questa mattina il tour del camper vaccinale che è ripartito dal quartiere Pertini a Mestre con i volontari della Protezione Civile ma anche volontari del quartiere stesso. L'unità vaccinale mobile dell'ULSS Tre Serenissime è arrivata qui a Mestre in quartiere Pertini. L'obiettivo è quello annunciato qualche giorno fa dal direttore generale Contato di stressare la popolazione over 60 che ancora non ha effettuato il vaccino. Ho atteso fino adesso perché avevo problemi di diabete, circolazione del sangue e quant'altro, visto che questo è Johnson e ho 73 anni, ho deciso di farlo, insomma. È difficile anche un po' trovare, altrimenti bisogna andare distanti, ma insomma non tutti quanti che hanno la possibilità di andare a Chioggia o chi... allora insomma. Dopo aver effettuato una serie di uscite a Chioggia, Noale, Stra, Fiesso e Fossò, continuano le tappe del camper vaccinale che questa settimana parte proprio dal Pertini. Abbiamo fatto un passaparola, non solo, abbiamo suonato le campanelle. Tutti quanti sono stati avvisati in questo quartiere, quindi chi ha superato i 60 anni, gli over 60, li abbiamo pregati di vaccinarsi. Delle 70 dosi disponibili, 60 sono state prenotate, le altre in base a chi arriverà prima per usufruire del servizio. Nel quartiere si sono organizzati anche in caso di pioggia, nella stessa sala utilizzata dalle farmacie per effettuare i tamponi una volta alla settimana. Entrano qui ci sarà una persona che prende i nominativi, questo dovrebbe essere il posto dell'anamnesi, li facciamo accomodare, no? Vanno a fare, venite pure avanti, vengono chiamati a fare il vaccino. Una volta che dovessero fare il vaccino, dall'ala opposta ci sono altre sedie che attendono il quarto d'ora prima di uscire dall'altra parte e hanno finito praticamente il percorso vaccinale. Martedì il camper sarà a Chirignago, mercoledì a Cassabbioni, giovedì a Campalto, Villaggio Laguna. Nei 4 giorni successivi opererà nuovamente nel distretto di Mirano Dolo. Polemiche a Venezia dopo che il garage San Marco di Piazzale Roma ha annunciato agli abbonati un aumento di oltre 100 euro più IVA per i mesi di luglio, agosto e settembre. Nella stessa lettera viene ricordata la possibilità di sospendere l'abbonamento e riprenderlo a ottobre, cosa che è stata interpretata come un invito a lasciare momentaneamente il posto alle auto dei turisti. Particolarmente duro il commento della piattaforma Venezia.com che ha scritto: benvenuti nell'era del post-Covid a Venezia, ricordando gli abbonati che hanno pagato la retta per tutti i mesi in cui il lockdown non permetteva di muoversi.
Presto invece un'ordinanza limiterà la vendita di alcolici a Jesolo per cercare di arginare gli episodi di violenza che hanno contraddistinto questo inizio di stagione. A breve sarà anche rafforzata la presenza delle forze dell'ordine. Stiamo predisponendo con la collaborazione che credo che mi vedrò nei prossimi giorni con il signor prefetto e il signor questore, un'ordinanza per vietare l'alcol da una certa ora. A Jesolo le scorribande ad alto tasso alcolico di giovani, in prevalenza italiani, ma c'è anche qualche turista straniero, sono diventate un problema di ordine pubblico. Per il sindaco Valerio Zoggia, l'ordinanza comunale che vieterà la vendita di alcolici a partire da una certa ora non sarà certo la soluzione definitiva, ma se non altro un primo passo. Questi ragazzi arrivano tra l'altro tantissimi giovanissimi, anche minorenni, ragazzi e ragazze, ma in prevalenza sono uomini, ragazzi, arrivano già direttamente con l'acquisto nei supermercati o non so dove, con i bauli, con delle casse, dei cartoni di birre o anche cose un po' più alcoliche tipo rum eccetera, e poi quando sono ubriachi probabilmente non riescono a trattenersi e qualsiasi, ma anche per cose banali trovano la scusa per azzuffarsi, fare pugni. Da un lato, osserva il sindaco di Jesolo, non si può non fare riferimento alle famiglie, visto che diversi giovani coinvolti in questi episodi sono minorenni. Dall'altro però è anche necessario un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Stamattina mi sono parlato con il nostro maresciallo, comandante della nostra stazione, il quale mi ha confermato che tra quelli che arriveranno a giorni e quelli di primi di luglio avranno almeno una ventina di persone in più, che è un bel numero, che si aggiunge a quelli che ci sono già. Con il signor questore e il signor prefetto ci vedremo a giorni, spero, quindi sicuramente spero ci sarà un'aggiunta di addetti anche per quanto riguarda la Polizia di Stato. Muro contro muro tra comune da un lato, sindacati e partiti d'opposizione dall'altro sull'esternalizzazione dei servizi all'asilo Mille Colori di Mestre. Mercoledì pomeriggio un presidio con lavoratori e genitori. Esternalizzare la gestione dei servizi offerti dall'asilo nido Mille Colori di Mestre è diventato un nuovo fronte di scontro nel comune di Venezia. La giunta Brugnaro, che lo ha deciso e che esalta le novità di un progetto che amplia orario ed offerta didattica per i bambini, ricorda anche che la struttura rimane in capo al comune e che è sbagliato parlare di privatizzazione. I sindacati invece sono in allarme, con loro anche diversi lavoratori e genitori e gruppi consiliari come quello del Partito Democratico e di Venezia Verde Progressista. La giunta comunale unilateralmente ha esternalizzato il nido Mille Colori, un nido che è sempre stato molto apprezzato dall'utenza e ha sempre avuto voti altissimi. Non si sono nemmeno preoccupati di avvisare per tempo il personale, né i genitori e nemmeno il sindacato. Qui non c'è nemmeno un pensiero pedagogico alle spalle, perché un progetto diverso rispetto agli orari attuali si poteva e si può ancora fare, ma con un pensiero e un percorso e un progetto pedagogico alle spalle. Secondo i sindacati ci saranno meno educatrici di quelle oggi in servizio, da una ogni 6 bambini ad una ogni 8, che lavoreranno di più per garantire l'estensione oraria, probabilmente guadagnando di meno, visto che non sono pochi i casi in cui, ad esempio, al personale ausiliario delle strutture private viene applicato il contratto del multiservizi, che ha un trattamento inferiore di più del 20% e un orario di lavoro maggiore. Il privato cercherà di fare il suo meglio, ma non potrà mai essere all'altezza del pubblico. Questa è una scelta che deve essere ritirata. Io spero che il sindaco Brugnaro capisca, anche a fronte delle proteste ai genitori, che questa è una scelta sbagliata. C'è tutto il tempo per tornare indietro. Io spero nella ragionevolezza. Voltiamo pagina e parliamo del successo della seconda edizione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia. La manifestazione si chiude totalizzando nei 9 giorni di apertura 30.000 visitatori e più di 60 convegni per fare il punto sulla nautica internazionale, già fissata l'edizione del 2022. Il Salone Nautico di Venezia si è concluso totalizzando la presenza di 30.000 visitatori, il raddoppio del numero totale di espositori, con oltre 60 convegni ed eventi per fare il punto sulle prospettive del mondo della nautica internazionale,
nonché l'arrivo di 220 imbarcazioni. Dopo la prima edizione nel 2019 si è conclusa la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia all'Arsenale. Grandi numeri nonostante le restrizioni e l'accesso contingentato per la pandemia ancora in corso. Un evento fortemente voluto dal sindaco della città Luigi Brugnaro e organizzato dal Comune di Venezia attraverso il braccio operativo della sua società partecipata, Vela SPA. Buona è stata la risposta sia di espositori stranieri e di visitatori stranieri, compatibilmente con le restrizioni in corso, e ottime le prospettive per la prossima edizione, che si svolgerà dal 28 maggio al 5 giugno 2022. Ha archiviato il successo, è tempo di bilanci. La manifestazione si è svolta con molta partecipazione, i visitatori hanno ben accettato l'idea di accedere all'Arsenale in maniera contingentata. Questo ha permesso agli espositori di presentare le loro imbarcazioni e di effettuare delle prove a mare, ma anche a tutti i visitatori di scoprire la grande offerta di accessoristica e di tutto quello che riguarda la nautica attraverso la visita nelle tese. Ospiti, ma anche veneziani, hanno potuto riscoprire una parte della città molto bella e suggestiva, storicamente legata al mondo della nautica, della cantieristica navale e finalmente fruibile a tutti. Un'occasione soprattutto attraverso gli oltre 60 convegni e conferenze stampa effettuate per fare un punto sulla nautica italiana e internazionale. Come accennato poco fa, torna Ring questa sera in diretta su Antenna 3 dalle 21:15. Ospiti Roberto Ciambetti della Lega, Vanessa Camani del PD, Raffaele Baratto di Coraggio Italia, Renzo Fogliata. Poi dalle 22:20 Cristian Arboit, collega di Media Nord-Est, Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, con cui parleremo del dramma dell'omicidio, suicidio che si è verificato nei giorni scorsi. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani e poi l'edizione di Treviso. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Graduale aumento della pressione atmosferica, anche se almeno fino a giovedì la circolazione non diventerà nettamente anticiclonica. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 8 giugno. Sul Veneto giornata in gran parte soleggiata, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sarà probabile poi sui monti, sulle aree pedemontane e anche sulle zone limitrofe qualche locale pioggia, ma si tratterà di piovaschi limitati alle ore pomeridiane. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Le temperature subiranno contenute variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente, qualche addensamento e locali acquazzoni sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo al mattino, poi una spiccata instabilità con precipitazioni anche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.